può essere considerato il padre dell'oncologia moderna. Nei giorni che precedono il Natale, l'Istituto Oncologico Veneto e l'Università di Padova hanno voluto intitolare l'Aula Magna dello IOV di via Busonera ad una figura chiave dell'oncologia moderna, il professor Luigi Checco Bianchi, morto nel giugno di un anno fa. Un tributo ad un luminare dalla grande nobiltà d'animo, la cui eredità scientifica ha insegnato a mettere ricerca e paziente al centro della missione del medico. Racconterei ai pazienti che oggi abbiamo in cura che grazie anche al professor Checco Bianchi e all'intuito che lui ha avuto nel corso degli anni, se una squadra di ricercatori può consentire di guardare al futuro con maggiore serenità. Commosse in prima fila la moglie e una delle figlie del professor Checco Bianchi, hanno ascoltato il ricordo del loro caro non solo dal punto di vista professionale ma anche umano. È stato uno scienziato, un ricercatore, quello che ha fondato il centro oncologico regionale, prima cattedra in questo settore, insomma è stato uno che ha messo le basi per quello che è oggi l'Istituto Oncologico Veneto. Ed è proprio seguendo la strada tracciata dal professor Checco Bianchi che da 18 anni lo IOV è all'avanguardia nelle cure oncologiche ed oggi esegue masectomie senza cicatrici e cure tagliate su misura per i pazienti. Ci sarà sicuramente un'ottimizzazione dei percorsi che abbiamo iniziato. Chiaramente il boom della ricerca c'è stata, la curva in salita della ricerca c'è stata e deve continuare a essere mantenuta molto elevata.